Dazi, un incubo internazionale. Se da una parte Trump ha lanciato la nuova politica commerciale a stelle e strisce, dall'altra parte dell'oceano, in Europa, si corre ai ripari. In un summit straordinario, in videocall, i ministri con delega al commercio hanno affrontato la questione delle relazioni economiche con gli Stati Uniti, a cominciare dagli annunciati dazi USA su acciaio e alluminio. Ma sull'Italia avrebbero un contraccolpo limitato, dal momento che le esportazioni negli Stati Uniti negli ultimi 6 anni per l'alluminio sono calate del 21% e per l'acciaio addirittura del 62%. Stati Uniti che però sono e restano più in generale il principale partner commerciale extra Unione Europea per l'Italia, anche per quanto riguarda investimenti e turismo. E così c'è chi già fa i conti. Quanto costeranno i dazi nel loro complesso all'economia vicentina e veneta? Credo che questo sia abbastanza stucchevole come atteggiamento, quello di fare dei conti su qualcosa che non esiste. Io ripeto da tempo che prima bisogna vedere le carte, se queste effettivamente parlano di dazi, di che tipo, su quali prodotti, se colpiranno l'Italia. Io ancora ho dei dubbi, ma per carità, la mia opinione conta fino a un certo punto. Di fatto ad oggi non c'è nulla di tutto ciò, quindi non so di cosa stiamo parlando. Non le manda a dire Alessandro Trentin di Confimindustria, esperto consulente finanziario che scommette sul fatto che non ci sia nulla di scontato e quindi i calcoli di oggi lasciano il tempo che trovano. Gli USA valuteranno quali prodotti colpire con i dazi, quindi anche i paesi dell'Unione Europea, in base a ciò che producono, avranno contraccolpi molto diversi e non è detto che l'Italia, il Veneto, l'economia vicentina vengano colpite in modo sensibile. Se la speranza di qualcuno è che l'Italia sia favorita, ben venga per noi italiani. Certo è che una riflessione sul ruolo dell'Unione Europea va fatta, e probabilmente anche va fatta in maniera profonda, di un cambiamento di questa organizzazione. Quindi, più che fare i conti sui dazi di Trump, forse bisognerebbe fare una introspezione, quindi un'analisi introspettiva di quello che è stato combinato in questi anni, che ci ha portato in questa situazione veramente al limite del disastro. Insomma, la scossa che arriva dagli Stati Uniti può essere vista anche come un'opportunità, quella per l'Unione Europea, di rivedere le proprie politiche. Io credo che questa sia una grande scossa in generale per il mondo, è un scompaginamento e rimescolamento delle carte che è necessario storicamente per permettere a nuovi soggetti di emergere, sostanzialmente ai più bravi. Noi dobbiamo essere più bravi a interpretare queste politiche, a esercitare una forza contrattuale ove ci sia e dove possiamo farlo, altrimenti dobbiamo ovviamente trattare e cercare di interpretare qual è il nuovo corso.